Ci risiamo, nuova stagione insieme, partiamo dalla nostra casa, Stadio Mario Battaglini, che fra 2 giorni, sabato alle 16, ospiterà l'esordio casalingo della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Benvenuti a Rugby House, stagione 2016-2017, una stagione che riparte con un bel tricolore qui davanti, vero Stefano Bettarello? Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Il direttore sportivo della squadra, del nostro team, e poi direttamente al Gazzettino, Ivan Malfatto. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao e salve a tutti. Ora, siamo ripartiti con la prima giornata, Reggio Emilia, una vittoria un po' sofferta nel primo tempo, poi nel secondo siamo usciti, una partita dura che ci ha rifatto un po' immergere nel clima campionato pole pre-season, no Stefano? Sì, è stata una partita dura perché il Reggio l'ha interpretata secondo quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di una squadra neopromossa che vuole dimostrare che ha tutto il diritto di figurare nella serie maggiore in eccellenza e per larghi tratti c'è anche riuscita, complice l'inizio di partita, il primo tempo specialmente, nel quale probabilmente anche noi come squadra campione d'Italia dovevamo ritrovare un po' il ritmo del campionato, le sensazioni del campionato. Ecco Ivan, ricominciare non è mai semplice, statisticamente negli ultimi anni la squadra non è mai riuscita ad avere una prima giornata particolarmente, come posso dire, importante, sempre qualche difficoltà, sempre qualcosa da rodare, da ingranare. Beh sì, c'è da dire anche che magari erano avversari un po' più sulla carta forti, come l'anno scorso c'era subito il Derby Day con il Petrarca, quindi quest'anno in teoria l'avversario era più morbido, ma in pratica io non dico che mi aspettassi una prestazione di questo genere, ma non mi aspettavo certo la vittoria ampia e facile come ad esempio ha avuto il Calvisano in casa con la Lazio. A mio avviso è un inizio nella norma, credo che il Reggio, pur con queste caratteristiche di cui parlava Stefano, probabilmente sarà una squadra che non è candidata esclusiva alla retrocessione, come poteva essere l'anno scorso l'Aquila, e quindi a Reggio faranno un po' fatica tutti quanti e Rovigo dovrà riprendere, diciamo, ad essere dominante anche da un punto di vista di approccio mentale nelle partite. Un dato che mi sembra su cui mi sembra durante la pre-season si è lavorato e si è detto molto è quello della preparazione fisica tosta impostata da Rovigo per arrivare poi nel finale delle partite a fare la differenza. Mi pare che sia successo proprio questo e quindi è già un buon indice. Ecco Stefano, Ivan faceva menzione al fatto che Reggio sicuramente non può essere paragonata all'Aquila dell'anno scorso, sicuramente per i valori visti in campo Reggio sembra tecnicamente a livello proprio di mezzi più forte rispetto all'Aquila nella passata stagione, no? Beh, già fisicamente erano molto ben preparati, hanno dei giocatori anche stranieri che fanno di qualità, fra tutti il mediano di Mischia Casenav, che è un signor mediano di Mischia, è anche un signor provocatore nel senso buono del termine, perché sono quel tipo di mediani di Mischia che sono animatori del gioco e quindi si spende in prima persona proprio nel motivare e nel dare la giusta carica ai suoi ragazzi. Poi hanno nel pacchetto un saltatore veramente molto buono, la touche del Reggio ha funzionato molto bene e quindi ecco, hanno le basi unite a un buon calciatore. Gennari è un ottimo piazzatore e hanno le basi appunto per poter arrivare magari più confidenti di quello che avrebbe potuto essere l'Aquila l'anno scorso nelle partite che per loro saranno quelle vitali per mantenersi in eccellenza. Sono d'accordo anch'io che dovrebbe essere un po' problematico venire fuori dal campo del Reggio con un buon risultato, cioè non è scontato che possa fare, visto quel che hanno dimostrato contro di noi, che ci sia la qualità anche per poter fare magari qualche colpaccio nel corso della stagione. Tra l'altro, a maggior ragione di quello che stiamo dicendo, a parte Calvisano con la Lazio in casa, non c'è stata una squadra vittoriosa con bonus sabato scorso, per cui partite tutte abbastanza tirate e questo va ancora a supportare l'idea del livello, della livellatura. Ecco. Sì, e continuando sul discorso della salvezza,
il dato più interessante fra questi mancati bonus è quello delle Fiamme Oro in casa con il Piacenza, che può voler dire che le Fiamme Oro non sono ancora forti come ci si aspettava, vista la campagna acquisti, il nuovo allenatore, il professionismo di Stato e tutto quello che sappiamo, ma potrebbe anche voler dire che il Piacenza ha fatto un passetto avanti anche il Piacenza, quindi dalla prima giornata e da quello che è stato il mercato, o comunque il cambiamento delle squadre durante l'estate, credo si possa profilare un campionato con 3 squadre che si giocheranno fondamentalmente la retrocessione e non una sostanzialmente come l'anno scorso, e una quarta che sulla carta poteva essere il San Donà se continuava nella china della scorsa stagione, ma che battendo il Mogliano alla prima partita, e la verificheremo subito sabato qui da noi, potrebbe invece essere più vicina alle altre squadre che si giocano potenzialmente i playoff che a queste 3 che si dovrebbero giocare la salvezza. Quindi le 3 secondo te sono Piacenza, Lazio e Reggio. Con prima di questa partita ci avrei messo anche il San Donà, probabilmente il San Donà potrebbe essere più forte di quello che ci si aspettava, insomma. Ecco, allora andiamo immediatamente a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta in quel di Reggio. La nuova avventura della FMCZ Rugby Rovigo Delta comincia dalla città tricolore Reggio Emilia, gli impianti della Canalina. FMCZ Rugby Rovigo Delta, ospite del Rugby Reggio, perché qui in questa città nel 1697 nasceva il tricolore, il verde, bianco, rosso, ben rappresentata sul petto della squadra rosso-blu per questa nuova stagione di Reggio Emilia. Parte Gennari, posizione centrale abbastanza agevole, il mancino del Reggiano, Casenava l'introduzione, buona spinta di Rovigo, buona spinta di Rovigo, buona spinta di Rovigo. Angelucci, questa è nostra, grazie. Parte Stefi, calcio sembra buono, sereno, sulle bandierine 3 pari, parte Gennari al piede, mancino, sembra buona la trasformazione. Tanto ci fa piacere vedere Lucio Rodriguez abile, arruolato, l'ok, ancora Rovigo dominante e ancora un calcio di punizione. Intanto Manghi si scalda, si toglie, permette a Rovigo di chiudere questa prima frazione di gioco in parità, e c'è, bravo Stefi all'uscita dell'ovale. Apperley, prova lui, muove le gambe, c'è un mismatch, prova Kenyu, buono il vantaggio territoriale di Rovigo, ancora buco centrale, Lucio Rodriguez, braccato, c'è un problema per Daupi a terra, un vantaggio di Rovigo. Jacob, volte Zaiman, guadagniamo terreno, Matteo, a pochissimi centimetri dalla linea di meta, giochiamola con PJ di questa stagione, e Stefano sbaglia, che se avesse alimentato largo saremmo andati dentro in maniera chiara. C'è l'intercetto di Manghi, attenzione Chicco Manghi, proviamo a recuperare Chicco Manghi, vediamo se riusciamo. De Marchi lo recupera, prova, non ce la fa a recuperare. Chicco Manghi va in meta, incredibile, con la conversione di Gennari, parte l'ala reggiana, così è, bandini su, 13 pari, botta e risposta qui la Canalina. Ancora bene a mischia Rovigo, la giochiamo con Albe Chilon, pressato da Casenava, ancora un vantaggio, e qua bisogna prendere decisioni. Ci va Albe, e qui ci va Albe, in mezzo ai pali, Alberto Chilon di Stefan Basson, facile, centrale, mannato numero 8, introduzione di Dagan, gioca subito veloce Alberto Chillon, Apperley, Lucio Rodriguez, va in meta Lucio Rodriguez, Stefan Basson non la mette, niente da fare, prova Rosco, sono le ultime battute di gioco con Matteo Ferro, pick and go, un avanti, e c'è un in avanti di Matteo Ferro e finisce il match. Ben entrati in studio, quindi Stefano, sotto certi aspetti, vedendo e rivedendo le immagini sabato scorso, è stato un po', non dico un demerito nostro, ma abbiamo sciupato qualche occasione per raggiungere il bonus, no? Ci siamo lasciati irretire dall'atteggiamento del Reggio, che per molti versi è andato
abbastanza sopra le righe anche in certi frangenti. Mi riferisco a dei fuorigioco ripetuti che se da una parte non vengono sanzionati, logicamente si continua ad andare avanti e non si tiene conto del fatto principale, che è quello di giocare nelle regole. Se questa cosa non succede, poi capita che bisogna gestire delle situazioni anomale, e nelle situazioni anomale è più facile che la squadra di rango cada nel nervosismo anziché trovare il bandolo della matassa e cominciare, diciamo, a sciorinare il proprio gioco, cosa che comunque siamo riusciti a fare nel secondo tempo. Però probabilmente un pizzico anche di imprecisione e qualche scelta che meritava maggior fortuna non ci hanno premiato con la quarta meta. Diciamo che per volume nel secondo tempo potevamo segnare almeno 2 marcature pesanti in più. Ecco, Ivan, allora stiamo qui già a fare un po' di, non dico pronostico, ma una vision di quello che sarà l'eccellenza. Abbiamo un po' sorriso durante l'estate, molto più che sorriso, siamo divertiti ovviamente con quello successo il 28 maggio, pensando anche al fatto che per il primo anno non si è detto l'obiettivo è lo scudetto e abbiamo vinto lo scudetto. Quindi come è percepita dalla piazza a livello media questa nuova stagione della squadra? Ma io percepisco una maggiore serenità rispetto al passato. Il polso, oltre che dalla piazza, l'ho avuto anche dalla cena, quella di Albarella, dove insomma nelle cene pre-stagione non avevo mai annusato un senso del divertimento, una serenità di questo genere. A mio avviso c'è una sorta di appagamento perché si è raggiunto un traguardo inseguito da tanto tempo e adesso si tratta di ripartire. Questo temo, ho visto i dati degli abbonamenti che sono attestati sui 200, temo che possa avere un'influenza negativa, no, sugli abbonamenti, come dire, invece di stimolare il fatto di venire a vedere la squadra che ha vinto lo scudetto, quasi che ci sia, non dico un disincentivo, ma un numero minore di persone. Questo mi dispiacerebbe perché a mio avviso l'identità e l'unicità del rugby a Rovigo da parte del pubblico dovrebbe essere testimoniato anche da dati di questo genere. Leggevo proprio ieri una città come Cittadella di 20 o 30.000 abitanti, adesso non mi ricordo, poco più di 20.000 abitanti, che è in una provincia come Padova dove il calcio è molto più importante e che tradizionalmente non fa grandi numeri, però ha 1.700 abbonati, cioè io non dico che Rovigo dovrebbe averne 1.700, ma da 1.700 a 200 trovo che forse per tanta gente il Rovigo più che una passione, un'identità è una moda, e questo insomma è un po' mi dispiace da tifoso più che da giornalista. Quello che dicevi è abbastanza grave. Stefano, dalla tua esperienza può essere una moda o la gente di Rovigo è un po' pigra? Ma si può leggere la cosa secondo me da svariati punti di vista. È vero che probabilmente ci si aspettava che una risposta magari più importante. Io direi che il rugby a Rovigo è sempre stato uno sport dove in un certo qual modo è un po' diciamo, è importante andare allo stadio un po' a seconda del vento che tira, perché mi ricordo che l'anno scorso comunque, al di là poi all'inizio di stagione, voglio dire, non è che ci fossero tantissime persone. È vero che l'antefatto era che si era perso ancora lo scudetto e via dicendo, però io aspetterei. Ho visto un buon pubblico io contro le Fiamme Oro, l'ho visto anche abbastanza contro il Piacenza nelle partite di prestagione. Sono anche convinto. A Reggio sostanzialmente c'erano tanti anche a Reggio c'erano tanti tifosi. Ecco, io penso che sia forse magari complice la bella stagione che continua, che magari ci sia un po' di pigrizia estiva. Sono convinto che se la squadra ha i risultati, poi alla fine a Rovigo si riesce sempre a coinvolgere un grosso numero di persone. Ecco, prima parlavamo un po' della vision, delle favorite, non favorite. Allora Stefano,
vorrei capire da te qual è stata l'impostazione proprio che avete dato alla squadra, qual è stato l'input che avete detto ai ragazzi. Ovviamente il vincere uno scudetto può pagare certi giocatori. Su cosa avete lavorato, soprattutto mentalmente sulla squadra quest'anno? Allora, facciamo un passo indietro. L'anno scorso abbiamo puntato tutto sulla disciplina e quindi la disciplina è un elemento indispensabile per poter continuare sulla stessa via. E abbiamo puntato molto sulla consapevolezza. Io quest'anno vedrei la chiave, diciamo, del concetto sul quale ritrovarsi pronti per fare bene nella capacità di farsi carico della responsabilità che vuol dire avere lo scudetto sul petto, perché prima avevamo il problema opposto, no? Questo titolo che non arrivava, ma tirata via una scimmia ne arriva l'altra, che è quello di confermare è più difficile che raggiungere un risultato. Quindi la vera sfida appunto è quella di essere di avere la disciplina, la consapevolezza del nostro valore e di sapere che abbiamo comunque non solo l'onore ma anche l'onere, e se saremo maturi abbastanza per raccogliere questa responsabilità sulle spalle, ecco che ci ritornerà la fame di vittoria, ci ritornerà la voglia di dimostrare qualcosa non solo ai giocatori per quanto riguarda loro stessi, ma anche a quelli che li vanno a vedere e che li seguono, e in fin dei conti una volta che si sono sistemate queste cose, la qualità dei giocatori, che secondo me quest'anno è indiscutibile, dovrebbe fare il resto. Ecco, Ivan, la consapevolezza. La nostra è stata una squadra sempre un po' additata come una squadra perdente, no? Abbiamo vinto lo scudetto, il vincere lo scudetto ci rende o ci può rendere una squadra vincente. Questo click, secondo te, può essere, voglio dire, legato al 28 maggio o serve qualcosa in più? Ma secondo me sì, può essere legato al 28 maggio, nel senso che lì hai provato che una squadra perdente è diventata vincente. Questo non vuol dire che continuerà a vincere, però quel tipo di approccio e di mentalità nelle partite che contano, perché non dimentichiamo mai che per come è purtroppo il livello del campionato di eccellenza, Rovigo e qualche altra squadra hanno il dovere di vincere quasi tutti gli scontri e poi si misurano in quelli che possono essere alcuni scontri diretti durante la regular season, che però non sempre poi determinano posizioni di classifica che compromettono il risultato finale, ma soprattutto nei playoff e nella finale. Dopo 4 tentativi, che ci metto anche la Coppa Italia, il trofeo d'eccellenza, dopo 4 tentativi andati male, finalmente Rovigo ha dimostrato di sapere vincere. Adesso è una squadra come le altre, non userei la categoria vincenti o perdenti, è una squadra che deve sapere dimostrare le proprie potenzialità. Poi in una partita secca o comunque in un playoff con squadre che più o meno si equivalgono, magari quest'anno, vista anche come ha funzionato il mediano d'apertura, nuovo acquisto del Calvisano, probabilmente il Calvisano ha alzato un po' il livello rispetto all'anno scorso, quando poi i 2 acquisti rumeni dovevano essere quelli che facevano la differenza, in realtà non l'hanno fatta. E quindi poi se tu arrivi a giocarti una finale o comunque un accesso alla finale con una squadra di questo genere e giochi per le tue potenzialità, puoi anche perdere, rimani comunque a mio avviso un vincente o comunque una squadra forte. Altra cosa è dire che a Rovigo se poi non vinci comunque va sempre male, no? Mentre in altri ambienti no, e questo è un altro discorso. Allora andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi del campionato d'eccellenza. Troppi errori individuali e meccanismi di reparto ancora abbondantemente da sistemare. Il Mogliano, che torna da San Donato con la prima sconfitta stagionale, è un cantiere evidentemente ancora aperto, con un potenziale interessante leggibile nei frangenti, non molti in realtà gestiti con buona organizzazione e la giusta attitudine mentale, ma complessivamente un progetto ancora in fase di bozza. Del resto era davvero difficile pensare che i tanti cambiamenti intervenuti a cavallo tra le 2 stagioni non avessero la loro bella incidenza, quantomeno nelle prime giornate di campionato. Dalla panchina a mezza squadra
scese in campo sabato al Pacifici, le facce nuove rispetto al gruppo granitico che negli ultimi 4 anni aveva garantito la qualificazione ai playoff come obiettivo minimo erano davvero tante. Troppe per dare subito la botta a freddo contro un avversario molto motivato e certamente rinvigorito dagli innesti di grande qualità, Derbyshire e James Ambrosini su tutti, con quest'ultimo davvero positivo nella gara d'esordio, in un telaio già ben amalgamato. Sabato alquaggia subito l'occasione del riscatto contro una Conad Reggio che però alla prima uscita non ha sfigurato di fronte ai campioni d'Italia del Rovigo, passati per 25-13 e che quindi andrà presa con le pinze. Aigner e Rouillet sono chiamati a ricompattare le fila depurando la testa dei giocatori da quelle insicurezze che contro la Laffert si sono tradotte in poca capacità di attaccare lo spazio, molti errori di handling e una difficoltà importante nel trovare quella fluidità nella linea arretrata che era invece ormai il marchio tipico del 15 trevigiano. Con Barrot sottoposto in settimana all'ultimo di una lunga serie di interventi chirurgici, questa volta a dare problemi sono dei frammenti di cartilagine al costato e non schierabile almeno per tutto il 2016, il gruppo si attende da Trent Renata una regia ispirata che a Sandona non si è però vista, se non in qualche spunto. Nel pack Filippucci è certamente un ottimo numero 8, ma senza il martello pneumatico corrispondente al nome di Thor Alvorsen, tornato in Sudafrica dopo le grandi 2 stagioni moglianesi, lo staff perde opzioni importanti in terza linea, con tutta una serie di giovani talenti attesi ad una crescita sperabilmente non troppo dilatata nel tempo. Appuntamento al Quaggia sabato pomeriggio dunque, con kick-off fissato alle ore 16. Ciao Andrea e ciao a tutti, finalmente si torna in the house, si ritorna nella casa del rugby, ricomincia il campionato. Nel weekend sono scese in campo tutte le squadre, ovviamente anche le romane che hanno iniziato in maniera decisamente differente. Vincono le Fiamme Oro di Casellato, non ci si aspettava un risultato diverso dalla partita di Roma. Stecca invece la Lazio che prende tantissimi punti da Calvisano ma che fino al 50esimo ha tenuto botta, come si suol dire, il risultato era fermo sul 15-9, poi un calo a quel che si dice più mentale che fisico. Io ho sentito anche uno dei protagonisti, uno dei migliori in campo della Lazio, Michele Lamaro, il giovane nazionale under 20 che era dispiaciuto perché insomma aveva retto bene la squadra di Montella. Da sottolineare un'altra nota positiva per i biancazzurri è la prova del giovane beneventano Cioffi, da cui sono arrivati tutti i punti al piede per la squadra di Montella. Che dire della prossima settimana? Piove sul bagnato perché dopo un inizio così in salita come quello di Calvisano, chi ha detto Cavazzi? Scusate, mi sono lasciato un attimo prendere. Dopo, dicevo, un inizio così difficile come quello con Calvisano, affrontare secondo me la squadra più pericolosa di questa stagione, ossia il Petrarca di Cavinato, non è assolutamente cosa facile. Cosa può cambiare la partita della prossima settimana? Il campo. Sicuramente giocare all'acqua acetosa non è mai facile, non a caso la scorsa stagione, anche se era una Lazio diversa, con un allenatore diverso, la maggior parte dei punti sono arrivati in casa, e poi perché insomma c'è una settimana di lavoro, una settimana in cui si può lavorare sia l'aspetto psicologico ma anche quello fisico, che come sempre nel nostro campionato farà la differenza tra le squadre di testa e quelle di coda. Vediamo quello che succede, vediamo quello che succederà appunto in Casa Lazio, e ti voglio lasciare con una domanda. Cosa si prova a fare, a partecipare a questo campionato con lo scudetto sul petto? Un abbraccio a tutti, buona serata e buon rugby. Ora, per chiudere un po' il discorso di queste statistiche, di queste visioni, di queste previsioni o scommesse, Stefano, è stato fatto un censimento fra gli allenatori del campionato d'eccellenza e pare che il Petrarca sia il super favorito di questo campionato. Che ne pensi? Bene. Ma a parte le battute, il Petrarca sicuramente, facendo la campagna acquisti che ha fatto, non ha fatto altro che ribadire una cosa, che l'anno scorso non era vero che erano al nostro livello, perché l'anno scorso per tutta la stagione ci siamo sentiti dire questo Petrarca, questo Petrarca, questo Petrarca, però alla fine il Petrarca non è mancato alla fine. Se si sono rinforzati è perché vogliono essere preparati ad arrivare alla fine, quindi sicuramente
io sono sicuro del valore del Petrarca. L'unico punto interrogativo, secondo me, per quanto riguarda il Petrarca, è la capacità di ritornare vincenti, visto, riprendiamo il concetto di Ivan, ritornare vincenti dopo tanti anni che il Petrarca ha fatto delle stagioni, diciamo, al di sotto di quelle che sono per il suo blasone. E l'anno scorso, nel momento più bello, diciamo, è cominciata a calare, tanto che il Mogliano alla fine era la vera terza forza del campionato. Si sono rinforzati moltissimo e quindi Cavinato avrà un bel lavoro da fare per mettere insieme una squadra, diciamo, con tanti giocatori di prestigio. Però se fossi al posto suo sarei contento di averli, perché a questo punto non ci sono più alibi. Quindi la pressione si sposta, Ivan, no? Su certi aspetti. Sì, in teoria sì, in pratica no, perché a Padova loro sono chiusi là alla Guizza, non c'è piazza, non c'è pressione, possono fare neanche se presentano il Pedrocchi, quello che vogliono, no? A meno che Bitonci, che è appassionato di rugby, non gli metta la pressione, lui speriamo, ma non credo proprio. No, più che Petrarca favorito, direi che il Petrarca e le Fiamme Oro, a mio avviso, per la campagna acquisti, per il nuovo allenatore e per il professionismo di Stato di cui ti dicevo prima, hanno, non dico l'obbligo, ma mi aspetto che dimostrino di fare un salto consistente rispetto all'anno scorso, che può voler dire arrivare in finale, arrivare a vincere lo scudetto o semplicemente essere più competitive nella corsa ai playoff. Ecco, questo è, a mio avviso, sono le due squadre da me più attese. Calvisano, come vi ho appena detto, se hanno imbroccato questi due Puma, probabilmente sono una squadra forte, anzi più forte dell'anno scorso, e quindi rimane una delle favorite per lo scudetto, non a caso ne ha vinti 3 in 4 anni. Viadana, sono molto curioso di vedere il lavoro di Frati a Viadana, che sicuramente farà bene come ha fatto qui a Rovigo, i nuovi acquisti, i Rodigini che sono andati là con lui, questa apertura di cui si parla bene, Omson, e poi il Mogliano forse è l'incognita maggiore delle 6 candidate per i playoff, perché ha fatto un ottimo filotto in questi anni dove è arrivato sempre ai playoff e ha vinto anche uno scudetto prima del Rovigo, però potrebbe avere cambiato e rinnovato in modo che adesso è da verificare, insomma, come sarà anche la perdita del pilone poco prima dell'inizio del campionato, è un altro indice. Ecco, questi a mio avviso sono i valori in qualche modo. Tra l'altro tu prima parlavi di Fiamme Oro Piacenza, insomma le squadre di Casellato mediamente iniziano a rodarsi e a viaggiare intorno a gennaio-febbraio, per cui c'è da tener conto anche di tutto ciò. Ritornando a noi, parliamo di Mondovale, Ivan, che tu rappresenti qui in questo momento. Ovviamente c'è Stefano, che è protagonista di un'iniziativa che avrà luogo sabato mattina, sì, qui davanti. Semplicemente arriva a compimento un lavoro che Stefano ben sa è cominciato così nell'ombra, in sordina, più di un anno fa, forse un anno e mezzo fa. Che colpa di Ivan, tra l'altro, io mi ricordo quel momento, che non eravamo in casetta. Diciamo che Ivan, intanto, che lo ringrazio, poi lo lascio concludere, intanto lo ringrazio perché ha mantenuto la parola e di questi tempi non è poco. No, l'idea era quella di rendere omaggio al papà di Stefano, Romano Bettarello, come simbolo della Rugby Rovigo, perché è il giocatore che ha giocato più partite, che ha giocato più stagioni insieme a Guandalini, e che ha vinto più scudetti a Rugby Rovigo, e quindi a 10 anni dalla morte, che cadeva appunto l'anno scorso, per questo dicevo è un lavoro iniziato un anno e mezzo fa, abbiamo avuto l'idea di intitolargli un luogo della città, non un luogo del rugby come finora c'erano stati lo stadio, le tribune, e quindi si è scelto attraverso questo iter fatto col comune, la prefettura e tutto quanto, la rotonda qui di accesso al viale dello stadio, e poi c'è stato
un amico, un grande appassionato di rugby come Paolo Lodi, che ha fatto una sorta di installazione, di piccolo monumento, chiamiamolo rugbyistico, intitolato a lui, e sabato lo inaugureremo. Praticamente verrà posto in questa aiuola intitolata Romano Bettarello, e diventerà, per chi arriva allo stadio, perché da qualsiasi parte tu voglia accedere, no, alla tribuna est, devi passare di lì, diventerà un po' la porta d'ingresso allo stadio, e diventerà un omaggio a Romano e un'identificazione ulteriore della città con il suo sport. Quando sono partito con questa iniziativa attraverso Mondovale e tutti quanti, ricordo che l'ha appoggiata, ha firmato la sottoscrizione per arrivare a questo, è stato firmato da 4 enti, oltre che da Mondovale, dall'Archivio di Stato, dalla Rugby Rovigo e dal Comitato Regionale Veneto della Federazione. Quando siamo partiti con questa iniziativa, lo slogan era stato Rovigo, la città dove le rotonde diventano ovali, per dimostrare appunto questa identità. Partiamo con la prima, non so se ce ne saranno altre, ma l'importante è che ci sia questa. L'appuntamento quindi è sabato? Sabato mattina, sì, verso le 11 credo, ci sia l'intitolazione ufficiale, lo scoprimento della targa e poi via. Beh, Stefano, sicuramente è una bella emozione, no? Guarda, io non ho parole perché so quanto ha fatto mio papà per questa squadra, perché l'ho vissuto momento per momento fin da quando praticamente ho cominciato a camminare. Ho delle fotografie splendide che mi ritraggono vicino a lui, che io ero alto 60 centimetri e lui, omone grande e grosso, si chinava amorevolmente come i papà sanno fare con il suo bambino. Gli esempi sono, non vorrei essere di parte, insomma, però secondo me mio papà ha respirato il rugby all'ennesima potenza. Era la sua maniera di interpretare le sofferenze e le frustrazioni e le aspirazioni di una gente povera che vedeva nei bersaglieri di Rovigo un momento di gioia in mezzo a tanta fatica quotidiana. E io sono cresciuto così a pane e rugby, e mio papà secondo me lo merita ampiamente. E permettimi, se voglio ringraziare Ivan, voglio ringraziare Mondovale in particolare, Alberto Guerrini. Adesso non vorrei fare l'elenco perché non è questo il momento, ci sarà tempo e modo per ringraziare doverosamente chi ha fatto questo. Una cosa che mi riempie d'orgoglio e la mia famiglia è veramente commossa di questo pensiero. Allora, prima di chiudere, ricordiamo che appunto sabato è una grande giornata di rugby, alle 11 l'intitolazione della rotonda qui davanti, Viale Alfieri, a Romano Bettarello, poi la partita alle 16. A invitarvi allo stadio c'è anche il nostro capitano, Edoardo Ruffolo. Dopo la vittoria a Reggio Emilia, sabato 8 ottobre i campioni d'Italia della FMCZ Rugby Rovigo Delta fanno il loro esordio casalingo contro il San Donà in un classico del rugby italiano. Ciao, sono Edoardo Ruffolo, capitano della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Sabato alle 16 contro il San Donà sarà una partita difficile, ma insieme a voi ce la faremo. Niente senza di voi. Qui grande giornata di rugby sabato qui allo stadio Mario Battaglini e zone limitrofe, supportate anche da un'iniziativa che vedrà una point all'interno dello stadio che è stato presentato giovedì scorso, praticamente la settimana scorsa in casetta, un tour che insomma stanno presentando questa monografia legata ai doji, vero Ivan? Sì, abbiamo realizzato questa monografia che non esisteva prima praticamente, per ricostruire la storia complessiva dei doji, quella della selezione leggendaria ormai mitica veneta che dal 1973 al 1993 ha caratterizzato la storia e le pagine alcune delle pagine più importanti del nostro rugby, e poi anche quella che è l'attualità dei doji, l'associazione, la squadra paralimpica, le selezioni venete.
Lo abbiamo fatto facendo rivivere per un numero, per questo hai usato correttamente la parola monografia, Rugby Club, una rivista che è durata per 7 anni e che poi per vari motivi non ha più potuto uscire. Abbiamo fatto insieme a tanti amici, in particolare 3 persone che hanno ricostruito poi questa storia, Alberto Gambato, Elvis Lucchese e Gianluca Galzerano, abbiamo realizzato questa rivista che non è in vendita nelle edicole, ma sarà in vendita appunto allo stadio Battaglini prima della partita col San Donà, e poi nelle serate che magari nelle clubhouse, come abbiamo fatto qui a Rovigo, porteremo in giro, grazie anche poi ai dogi che hanno vissuto davvero quell'epopea, come Stefano e tanti altri, questa storia che non è solo passato, ma a mio avviso può essere anche un modello per il futuro del rugby italiano. Ne avrebbe tanto, a mio avviso, da imparare da un'esperienza di questo genere. Ecco, tanti contenuti sabato, tutti qui, tutti che si concentrano sul Battaglini, anche per questo viene definito il Tempio, perché qui si respira rugby. Grazie a Stefano Bettarello per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie Ivan. Grazie a tutti e buonasera. Sabato è una giornata da vivere insieme, coi colori rosso-blu. Buonanotte.